E come spazi a rubriche settimanali di Novis al Mondo. O Vierzin che sta appuntamento cui 60 anni dal Fogolar Furlan di Latina e dall'Agro Pontino che ha coinciduto col nonantenal de Fondazione de Città. Il Fogolar Furlan, con una chiave Bruno Canciani, ha organizzato una conferenza per approfondire il leam tra Friul e Latina, nassuti in tal corso des emigrazioni in tal Lazzi, per bonificis dall'Agro Pontino, con un cantier in tal corso dai designs di 7.000 lavoratori. Presenta e conferenze anche il presidente dall'Ent Friuli in Talmon, Loris Basso, che ha avuto dal presidente dal Fogolare, dall'architetto Severo Giorgio Zamparo, un libro sulla bonifica e sulla storia dai Furlans a Latine. Sintiglu. E sinca a Latina in occasione dei 90 anni di fondazione della città di Latine, ma soprattutto dei 60 anni dal Fogolar. Ringrazio il Presidente Canciani per averci invitato, ma in modo particolare l'architetto Zampar per aver fatto questa pubblicazione che è il lavoro dai sacrifici dai Furlans, più di 500 famiglie che sono venuti dai primi anni 20, 30 dal secolo stato per bonificare l'Agropontino. Opere immense di cui noi siamo tante orgogliosi. Grazie al Presidente dell'Ente Friuli nel Mondo per la partecipazione a questa manifestazione, a questa conferenza. E grazie a tutti e grazie al nostro architetto Zamparo che ha voluto dedicarci ancora una volta a questa pubblicazione per i 60 anni del nostro Fogolare. C'è tu fatto di Biel Zamparo? Dimmi, conta. Noi abbiamo contato che usiamo geneticamente da stesse famiglie, perché i romans hanno bonificato al Friuli e sono là a colonizzarlo e noi, dopo i nostri pari, sono tornati su a ribonificare le terre che avevano lasciato 2000 anni prima. E sin quindi da stesse famiglie, anche se sin tutti oms da generazione furlane. Ma le famiglie che si è slargiate e va dal Pontino al Friuli e dal Friuli all'Agropontino un'altra volta. Dopo la presentazione si è avuta la consegna des pergameni ai soci scan 40 anni di iscrizione, un don speciale, un mosaico de scuole mosaiciste di Spilimberg, è stato consegnato a Italo Populin, segretario dal Fogolar, per solunghe militanze inte associazione. Soci dal Fogolar alle anche Enzo Cestra, Maressial dai Carabiniers in Quiescenze, originari di Latina ma che in tal 1976 faceva servizi in Friuli, Vignesi e Giulie. All'estate tra i primi a portare il proprietore a Glemone in Tegnò dal Taramot. Con lui alla Fevelal Loris Basso donanti une bandierute dall'Ente Friuli nel mondo. Ho avuto il piacere di incontrare Cestra, che è stato il primo carabinier che è venuto l'anno dal terremoto a Gemone, partita di Latina, ma lui in che volta e dov'eri? A Gravizia di Sonzo, e ho portato i primi 350 carabinieri del battaglione a Gemone alla caserma Goi, per i primi soccorsi. Grazie, grazie veramente. Grazie. Movinsi come di che altre parti dal mondo, a Brisbane in Australia, dove che ai 19 di giugno si è celebrato il Friul Day, in tal riguardo al presidente Pio Martin. Più di 300 ospiti che hanno partecipato, tra cui la nuova consul Luna Angelini Marinucci, il nuovo presidente dal Comiz Simone Trentin e il presidente dell'Associazione Alpins Walter Antonucci, la consul
consulatan prese alla braure dai zovins, intalmetti i costums tipics de tradizione furlane, a concludi la giornata il gustà con luianis, musez, formadi, montasio e crostui. E perché stasera alle tutto torniamo a viodisi domani sera con Gnovis. Buone serate, mandi!